Qualche rimedio per il caldo? Tanta frutta, tanta verdura, acqua fresca tanta e stare a casa col clima nelle ore più calde. Bere molto, cercare comunque un riparo che sia sufficientemente confortevole e evitare di fare attività fisica sotto il sole torrido. Allarme caldo per sabato, domenica previsti temporali, ma le temperature resteranno tra i 31 e i 25 gradi. Le già annunciate ondate di calore hanno così attivato il Centro Funzionale della Protezione Civile del Veneto, che ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico su tutto il territorio regionale. Il Dipartimento Sanità ha disposto così l'attivazione dello specifico piano caldo approvato lo scorso aprile, che prevede un'articolata serie di iniziative da parte delle ULSS, Bassano compresa, per assistenza a persone anziane e portatori di malattie croniche. Ma non è troppo caldo per uscire a quest'ora? Cammino dove c'è l'ombra. Con questo caldo lei va a fare attività fisica? Sì, la bicicletta rinfresca perché c'è l'aria e dunque si sta bene. In città intanto si affrontano questi giorni bollenti come si può, con tanta acqua, succhi di frutta fresca, gelati e molte buone idee. Forse il gusto dell'estate per questo 2017, lime e zenzero. Partire per le vacanze, difatti domenica parto, questo è un ottimo rimedio per il caldo.